La mobilitazione dei lavoratori dei 23 istituti di pena siciliani è resa nota in occasione dell'incontro avvenuto ieri ad Agrigento tra le sigle sindacali e il capo del DAP, Bernardo Petralia, conferma come per i sindacati la situazione è veramente esplosiva. Sono stati denunciati il sovraffollamento, la carenza di 1 migliaio di unità di personale, i pochi mezzi, gli abnormi carichi di lavoro e la violazione dei diritti sindacali. Inutile la nostra attesa innanzi alla casa circondariale di Agrigento per un'intervista con il capo del DAP che in un primo tempo ci avevano assicurato di farla, ma che poi è andato via di fretta e furia. A margine dell'incontro i sindacati della Polizia Penitenziaria hanno così deciso che mercoledì 23 giugno ci sarà una protesta regionale davanti a tutte le prefetture dell'isola dalle ore 11 alle ore 14. Oggi qui alla casa circondariale Petrusa di Agrigento c'è stato un incontro, un importantissimo incontro sia col direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del DAP, che col capo dipartimento, il dottore Petralia, e noi come rappresentanti dei lavoratori del comparto funzioni centrali abbiamo ritenuto fondamentale esserci per rappresentare quelle che sono le problematiche che sono annose, di carenza di personale, di carenza di figure specialistiche come i mediatori culturali, e anche evidenziare una mancanza di attenzione rispetto alla contrattazione di secondo livello. Basti pensare che i lavoratori del DAP, parlo del lavoratori del comparto funzioni centrali, attendono ancora la contrattazione di 2019, è ferma al 2019, quindi 20 e anche 21, in considerazione del fatto anche che comunque la legge di bilancio dello scorso anno ha stanziato ulteriori risorse e quindi un aumento del fondo risorse decentrate. Per questo abbiamo chiesto che ci sia una maggiore attenzione, che grazie anche alla norma che è stata inserita nel bilancio i lavoratori civili dell'amministrazione penitenziaria seguono le stesse norme dei lavoratori penitenziari e quindi non hanno mai avuto bloccate le procedure concorsuali e ce le hanno semplificate. Chiediamo quindi che un'importante struttura come quella che insiste nell'Agrigentino abbia le giuste attenzioni. Ecco, le istanze, le risposte, c'è stata qualche risposta Come o no, al solito? Come no, il capo di dipartimento, il presidente, il dottore Petralia, ha detto che uno dei motivi per cui ha scelto, veniva da Taranto, Agrigento appunto è dovuto al fatto che ha verificato la grave carenza che questa struttura ha, anche per l'importanza di bacino a cui risponde. Quindi noi siamo fiduciosi, attendiamo. Ovviamente poi ci sono un'altra miriade di vicissitudini che seguono le sorti dei lavoratori del penitenziari, quindi degli agenti di polizia penitenziari, per cui poi le rappresentanze sindacali di categoria vi riferiranno.